sicuramente l'ingresso nella proprietà in modo preponderante di un fondo straniero può rischiare di annacquare questo approccio. Sono convinto che l'attuale patron, il presidente Pozzo, saprà, anche con la sua quota di minoranza, almeno da quanto si legge sui giornali così dovrebbe essere, saprà comunque mantenere un'identità appunto della squadra e del club. Vedremo, insomma, guardiamo con ottimismo anche a questa novità. Può essere che arrivino risorse nuove, più fresche per la squadra, e possa essere rilanciata anche la società. Certo è che, appunto, lo ribadisco, la società ha un ruolo in questo territorio che non è sicuramente secondario. Diciamo, anch'io parto con ottimismo, quindi confido che il fondo, come dire, venga a Udine anche per fare investimenti che possano, come dire, far crescere ulteriormente la realtà, che possa essere mantenuta magari appunto dandole più risorse, perché come è stato giustamente osservato nel calcio moderno evidentemente ci troviamo davanti alla necessità di avere delle ricchezze e anche delle disponibilità economiche che difficilmente le famiglie possono dare, e quindi, come dire, incrociamo le dita, confidiamo che il fondo sia determinato a fare bene, aspettiamo di conoscere, di avere qualche notizia in più, poi su questo fondo siamo tutti curiosi di capire chi è, e comunque come sempre forza udinese e alle Udine.